È allerta lavoro anche a Vicenza. Se già il mercato lavorativo nel 2019 stentava a crescere, il Covid ha dato il colpo di grazia. I dati di Veneto Lavoro parlano per il Vicentino di 4.200 posti di lavoro persi tra fine febbraio e il 14 giugno. A far tremare le organizzazioni sindacali è la deadline fissata dal governo a metà agosto, quando scadranno sia il blocco dei licenziamenti che gli ammortizzatori sociali. 10.000 in Veneto i posti di lavoro sospesi. Vuol dire che per Vicenza ci sono 650 posti di lavoro che ballano, in particolare nel terziario, nel commercio e nel turismo, che sta soffrendo moltissimo. Il monte ore di cassa integrazione è sceso dai 24 milioni di ore chieste solo ad aprile, ci si attesta a maggio sui 9 milioni di ore. Metalmeccanico, tessile, chimico e abbigliamento, ma anche il commercio sono i settori che più ne hanno fatto richiesta. Non va molto meglio tra le imprese artigiane del Vicentino, che se nella media di 4 anni contavano sospensioni di lavoratori di circa 250 aziende, oggi, con l'effetto Covid, vedono il dato schizzare. I dati che abbiamo è che la prima provincia in Veneto è Vicenza come numero di imprese e numero di lavoratori coinvolti. Circa 5.400 imprese, 24.000 lavoratori in provincia di Vicenza. Ad una cassa integrazione che arriva ancora in ritardo si aggiunge anche un altro problema per il settore artigiano. Stanno esaurendosi col mese di luglio le settimane stabilite come copertura causale Covid. Il problema è che una serie di aziende non sono ancora riuscite a ripartire o sono ripartite ma temporaneamente, parzialmente con non tutti i dipendenti. Si pone un problema di copertura. A fronte di questi dati preoccupanti, la richiesta che emerge dal mondo del lavoro è chiara. Che il blocco dei licenziamenti sia prorogato fino a fine anno e che si trovino le risorse degli ammortizzatori che ci sono fino a fine anno.